Elena, oggi come detto la tua presenza in campo era molto in dubbio all'inizio di questa giornata, però tu oggi sei scesa in campo e nonostante i dolori che hai sei rimasta in piedi fino alla fine e hai giocato la partita grandiosa insieme a tutta la tua squadra, perché oggi avete vinto la seconda partita consecutiva per 3-0. Sì, tanto onore alla squadra, quindi a tutte noi veramente, abbiamo fatto una bella partita tutte, ci siamo aiutate e bene, stiamo macchinando, sono felice. Oggi a chi vuoi dedicare questa prestazione incredibile? Questa prestazione, la dedico alla mia famiglia, come sempre. Come sempre. E in vista della prossima partita, perché oggi è iniziato un tour de force di 2 trasferte, oggi avete giocato a Crema portando a casa una grande vittoria, e la prossima sarete con Bedisole. E il prossimo bisogna portare a casa un'altra vittoria. No, adesso dai, insomma, ci siamo rimessi in sesto, siamo sul pezzo, diciamo, quindi anche la prossima partita vediamo di metterci il cuore come l'abbiamo messa questa partita, come l'abbiamo messa la scorsa e ingraniamo, dai. Dicevi che nelle interviste eri molto in difficoltà, ma oggi sei stata davvero bravissima. Non è vero, però ci provo. Grazie Elena, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao.